Annunciata la chiusura dell'Istituto di Treviso, è iniziato il conto alla rovescia. Tra un mese circa le porte si chiuderanno definitivamente. I ragazzi pronti per essere trasferiti. Si tratta attualmente di 15 giovani detenuti che andranno nella nuova struttura appena inaugurata a Rovigo. Ma sulla questione molte sono le perplessità sollevate dai sindacati, tenendo presente che non è stato ancora diramato ufficialmente un decreto di soppressione dell'Istituto Trevigiano. Ma a preoccupare è la mobilità del personale, 46 agenti di polizia penitenziaria. Nella mobilità data dall'amministrazione della giustizia minorile, ha posto che il personale che ora fa servizio a Treviso venga direttamente trasferito a Rovigo e durante il trasferimento, quindi il personale stesso deve fare circa 6 mesi a Rovigo, dopodiché può raggiungere la sede che lui ha scelto. Il corpo di polizia penitenziaria Tuona Pegoraro è unico e gli agenti avrebbero potuto scegliere di rimanere all'interno del carcere per adulti a Treviso, possibilità, dicono, che invece non è stata data. Il Dipartimento Giustizia Minorile e di Comunità ha attivato un tavolo con i sindacati di categoria, ma allo Stato non è stato trovato nessun accordo. Non solo, ma una volta chiuso il minorile di Treviso, gli spazi rimasti vuoti verranno riassegnati proprio all'Istituto per adulti, dove verrà realizzato uno spazio dedicato ai semiliberi, con l'onere di trovare comunque altro personale. La richiesta dei sindacati è quella di consentire al personale la possibilità di scegliere di poter essere destinato anche presso sedi diverse dagli istituti penitenziari, come ad esempio i centri di prima accoglienza.